Nato da Andrea Mandorlini, che schiererà un 4-3-3, un modulo che ovviamente non abbandona mai l'allenatore Scaligero. In porta va Rafael, la difesa con Cacciatore, Maietta, Moras e Agostini. A centrocampo c'era qualche dubbio fino all'ultimo, poi ha sciolto le riserve Mandorlini con Laner e Jorginho e Martigno in mezzo al campo, e davanti il trio formato da Rivas, Cacia e da Sgrigna, che è un altro ex. Sgrigna che, pensate, giocava con la maglia del Torino proprio nel giorno dell'ultima sconfitta casalinga del Verona in questo stadio nell'ottobre del 2011, e quel giorno Sgrigna fece anche gol per il Toro. Adesso da ex Vicenza vuole subito fare bene con la sua nuova maglia, quella del Verona. Sgrigna a Verona già c'era stato, ma era molto giovane, adesso ovviamente può cercare di dare qualcosa in più. Dall'altra parte il Vicenza, una Vicenza che schiera il 4-4-2 con Bremek in porta, la difesa schierata così con Martinelli che parte a destra, con Camisa e Milanovic, quest'ultimo preferito a Gentili nel ruolo di centrale. A sinistra agirà Di Matteo, a centrocampo Semioli partirà da destra con Bellazzini, l'ex Cittadella, che invece agirà sulla corsia di sinistra. I centrali saranno Cinelli e Ciaramitaro, e poi la coppia d'attacco. Qui c'è una novità, perché c'è Valeri Bojinov, anche per lui una partita speciale, visto che fino a qualche giorno fa vestiva la maglia del Verona, adesso è addirittura in campo con il Vicenza. E l'ultima partita, quella con la Juve Stabia, l'ha giocata con la fascia di capitano. Conferma anche per questo di Dal Canto, che ormai ha affidato la fascia a Valeri Bojinov, una sorta di leader per questo finale di stagione che si preannuncia molto complicato. Bojinov che ha segnato il suo primo gol con la maglia del Vicenza nell'ultima sfida, quella con la Juve Stabia, su calcio di rigore, anche se è un gol che appunto non è servito a portare punti, perché come sapete il Vicenza ha perso per 2-1. Al suo fianco non ci sarà il tir Tiribocchi, che conosce bene questo stadio e che è arrivato da poco anche lui nel mercato di gennaio dalla Pro Vercelli. Tiribocchi ha giocato a Verona ma con la maglia del Chievo. Partirà dalla panchina il tir, al suo posto giocherà Malonga con Bojinov. Malonga che tra l'altro ha vissuto una settimana difficile, tutti sapete dell'aggressione subita dal giocatore del Vicenza, che ovviamente ci tiene a far bene, ci tiene a riscattarsi. 7 gol per lui finora. Avete visto lo schieramento tattico del Verona, telecamere per gli 11 del Vicenza e quelli del Verona che si stanno allineando al centro del campo agli ordini dell'arbitro, che come detto è il signor Merchiori di Ferrara. Eccolo qui il direttore di gara. L'ultima direzione per il Verona in questo stadio e proprio in questo campionato. Verona Virtus Lanciano 2-0, mentre il Vicenza è stato diretto l'ultima volta nella scorsa stagione da Merchiori. Sconfitta 4-2 sul campo del Sassuolo. Una sola vittoria per il Vicenza con Merchiori. Vittoria interna contro la Triestina nella stagione 2010-2011. Eccolo il Vicenza, eccolo il 4-4-2 scelto da Dal Canto, ed eccolo lo schieramento con Martinelli, Camisa, Milanovic e Di Matteo in difesa. Semioli, Cinelli, Ciaramitaro, Bellazzini in mezzo al campo. E poi, come detto, la coppia formata da Malonga e da Valeri Bojinov. Tra poco arriverà il fischio d'inizio di questo derby. Tanti motivi di interesse ovviamente, non solo la classifica che è completamente diversa, gli obiettivi sono diversi per le due squadre. Il Verona in questo momento è a -5 dal Sassuolo capolista e a -4 dal Livorno che è al secondo posto. Dall'altra parte invece c'è un Vicenza che ha addirittura 28 punti in meno rispetto al Verona, che è terzultimo in classifica. La regia va su Dal Canto, seconda panchina per lui, ex allenatore del Padova, ex giocatore del Vicenza. Sta per cominciare la sfida, telecamere anche per Andrea Mandorlini, come detto anche lui è un ex. Avete visto qualche secondo fa anche le immagini su Sgrigna. Sgrigna che è uno dei nuovi, l'8 di gennaio è passato a titolo definitivo al Verona insieme al suo compagno Alessandro Agostini, firmato un contratto di 2 anni fino al 2014. E questa è la prima da titolare al Bentegodi per lui. Dicevo di un passato di Sgrigna già al Verona, ma era giovanissimo.
ovviamente non poté incidere come voleva, come sperava, e come detto è anche un ex. Lui ha iniziato la sua carriera in Serie B proprio con il Vicenza, stagione 99-2000, ha poi vestito la maglia del Vicenza anche successivamente nell'arco di tempo dal 2001 al 2003, segnando 5 gol, e poi ancora dal 2008 al 2010. Partita speciale per lui, una partita che è cominciata in questo momento con il fischio dell'arbitro Merchiori. Maietta allargato per Agostini, ancora Maietta. Occhio ai primi 15 minuti di gioco, perché il Verona di solito si scatena, almeno questo dicono i numeri, i dati. La squadra ad aver segnato finora il maggior numero di gol in avvio di partita, dal primo al 15° minuto sono 8 i gol messi a segno dal Verona, mentre il Vicenza dall'altra parte è una delle squadre ad aver subito più gol in avvio di partita, sono 7 le reti al passivo. Vedremo in questi primi 15 minuti quello che accadrà. Intanto può avanzare, palla al piede Camisa che allarga, Martinelli, verticale per Semioli che la gira subito per Malongà, si lotta in mezzo al campo, prova Ciaramitaru a girare, pallone che non arriva però. Cacciatore per Rivas, avanza il numero 7, poi costretto a ripiegare all'indietro dove c'è Moras. Rimessa laterale regalata al Vicenza, sale la battuta Martinelli. Verona che è una delle 3 squadre imbattute in casa in questa Serie B, così come il Brescia e il Sassuolo. Sono 8 le vittorie del Verona, 3 pareggi il bilancio interno della squadra di Mandorlini in questo campionato. Il Vicenza invece è una delle 3 squadre a non aver ancora mai vinto in trasferta, così come il Grosseto e la Pro Vercelli. 6 pareggi e 6 sconfitte per il Vicenza, lontano dal Menti. Semioli che gioca a sinistra con Bellazzini a destra. Cacciatore per vie centrali dove trova Maietta. Agostini in verticale, il pallone che arriva a destinazione, lo controlla solo per un attimo Jorginho. Adesso Martinho che sbaglia, il tocco ravvicinato. Rimessa laterale allora per il Vicenza. Di prima Ciaramitaru in profondità a cercare Malongà, prova a tenerla, riesce ad andare via Malongà, poi Bojinov, provato ad aprire, ha chiuso bene la difesa del Verona. Jorginho, Maietta direttamente al suo portiere Raffaella. Lancio lungo col sinistro a cercare la testa di Cacia, lotta su questo pallone Cacia, poi arriva la chiusura puntuale di Cinelli. Prova a ripartire il Vicenza, Bojinov caccia questo pallone, prova a liberarsi, non riesce a servire Bellazzini che si era proposto sulla destra. Prova a ripartire adesso il numero 30 del Verona Agostini, c'è fallo su di lui, ha già battuto la punizione. Occhio a questa opportunità. Martinho, di prima Jorginho che allarga, il controllo da parte di Sgrigna che prova a farsi spazio. Ancora avvicinato ancora Agostini, Jorginho di prima nuovamente per Sgrigna che cerca l'inserimento di Martinho, ancora Sgrigna fino in fondo, attenzione, grande opportunità, parte il cross, deve liberare la difesa del Vicenza, ci riesce. Subito lo spunto di Sgrigna, gli applausi del pubblico di casa. Ancora cercatissimo Sgrigna, limite dell'area, prova il destro, pallone che viene ribattuto. Jorginho, insiste il Verona, Sgrigna sempre da quella parte, Martinho, Agostini, posizione regolare, lascia partire il cross, cerca Cacia, mucchio in area di rigore, se la cava il Vicenza. 4 minuti di gioco, è già forcing del Verona. Cacciatore, Rivas, ancora Cacciatore, Lanner senza fretta, riparte da dietro dove trova Moras, di vicino il suggerimento per Maietta, largo dalle parti di Agostini,
scivola Agostini, non c'è fallo, recupera bene il pallone il Vicenza. Bellazzini prova a ripartire, non ci riesce, pallone raccolto da Jorginho. Martigno all'indietro, gli applausi del pubblico del Bentegodi. Può avanzare Moras per Rivas, avanza Rivas, attenzione, occhio al numero 7, porta palla, cerca il tocco dentro, Caci anticipato. Božinov fatto ripartire Malongà, attenzione alla ripartenza veloce del Vicenza. Malongà, lo scatto di Božinov, Malongà però si allarga e allora è costretto poi a ripiegare. Pallone controllato da Semioli, dietro per Cinelli, la finta di Cinelli, Ciaramitaro, Di Matteo, azzarda il dribbling, poi forse commette fallo ma Rivas recupera e attenzione, è partito il numero 7 del Verona, trova lo spazio per servire dentro Martigno, è libero Sgrigna a sinistra, eccolo servito l'ex giocatore del Toro. Sgrigna vuole portarsi il pallone sul destro, eccolo il destro di Sgrigna, pallone ribattuto e Rivas si accontenta del fallo laterale. Laner direttamente a Moras, le indicazioni intanto di Dal Canto, ancora Moras, di vicino Cacciatore, si fa sentire il pubblico arrivato anche da Vicenza, i tifosi sono stati posizionati in alto all'altezza del tabellone luminoso, quello che aggiorna i risultati. Occhio al cross, troppo lungo, nessun problema, lascia sfilare Bremek, un altro dei nuovi nel Vicenza, arrivato dal Grosseto dove era partito titolare inizio stagione, poi però ha avuto problemi alla schiena il portiere spagnolo, peraltro anche qualche diverbio con il presidente Camilli, di cui il passaggio al Vicenza. Rilancio lungo da parte di Bremek, a saltare Rivas, controllo di Milanovic che chiama in causa proprio Bremek, ancora Milanovic, Di Matteo per Milanovic, ha recuperato il Verona. Jorginho, Maietta, Martigno, ancora Jorginho, la personalità del Verona, il possesso palla della squadra di Andrea Mandorlini. Martigno, buona l'idea per lo scatto di Agostini, è buona anche la copertura però in difesa di Martinelli, e allora Vicenza che può ripartire, ci prova con Cinelli, Bellazzini, ancora Cinelli, l'apertura a cercare lo scatto di Semioli, in vantaggio Cacciatore che chiude. Rivas, ancora Semioli, una impressione, pallone all'indietro, rilancio di Rafael. Milanovic, Malongà era in fuorigioco, giustamente lascia andare, si ripartirà da Raffaella, si avvicina il 10° minuto del primo tempo, sempre 0-0. Semioli, avanza Franco Semioli, toccò per Malongà, il suo controllo, vuole girarsi, suggerisce lì vicino per Di Matteo, adesso Cinelli, sbaglia il lancio lungo, l'apertura non precisa di Camisa, la rimessa laterale battuta dal Verona. Intanto è cambiato un punteggio in Serie B, è clamoroso il vantaggio dopo un minuto, la Pro Vercelli avanti sul Sassuolo 1-0 con un gol di Cristiano. Questa sì che è una sorpresa, Sassuolo che non è partito bene in questo 2013. Può avanzare intanto Maietta, Sgrigna, buona l'apertura per Rivas,
cerca spazio Rivas, occhio ai suoi dribbling. Rivas, pallone sul sinistro, Rivas ha provato a calciare, ha ribattuto la difesa del Vicenza. Ancora però Lanner, di prima il suggerimento di Cacciatore. Rivas prova a metterla dentro, non ci riesce. Lanner, Moras, sempre il dominio del gioco per il Verona. Vicenza che aspetta per poi ripartire, d'altronde era abbastanza prevedibile questo copione. Sentite il pubblico dell'Hellas, si fa sentire. Lanner, bene di prima per Rivas, parte il suo cross, ha liberato Milanovic, poi però pallone per Jorginho che prova la conclusione. Sgrigna, e nei fuori gioco Sgrigna l'aveva messa dentro, era stato rapido e freddo davanti a Bremek, ma era terminato in posizione di fuori gioco al momento del tiro. Buon impatto però in questi primi 10 minuti per Sgrigna, dimostra di star bene fisicamente, di gradire quel ruolo largo a sinistra del 4-3-3. Rilancio di Bremek, dall'altra parte prova a spingere in qualche modo Božinov, ma viene chiuso bene da Majetta. L'aggancio di Jorginho, Moras, Majetta, Sgrigna viene fermato dall'intervento di Martinelli. Bellazzini sbaglia il tocco, ne approfitta Jorginho, l'aggio lungo, preciso. Cacia la mette giù col petto. Cacia, attenzione, prova a girarsi, arriva Sgrigna, suggerimento per lui, carica il destro, deviato, vuole il gol a tutti i costi, ci sta provando molto Sgrigna. Moras sbaglia, rimedia Majetta e si prende gli applausi del suo pubblico. Sgrigna ci riprova ancora, cede a Jorginho. Lanner sale, Cacciatore a destra. Rivas, ancora Cacciatore. Lanner, Moras, pallone a cercare Cacia, buono lo stop con il petto, prova a girarsi, attenzione a Cacia. Jorginho si difende dall'attacco di Božinov, poi ancora Jorginho, preciso il tocco per Rivas che viene fermato, prova a distendersi il Vicenza. Malonga vuole proteggere il pallone, Moras poi si prende il fallo, calcio di punizione. Varese in vantaggio a Bari, 1-0, gol di Pucino. Bari 0, Varese 1. Martigno, ancora Jorginho, Cacciatore si avvicina a Rivas, è libero Jorginho, viene servito di prima per Lanner, ancora Rivas, prova a chiudere tutti gli spazi il Vicenza. Rivas cerca spazio tra due, riesce ad andare via Rivas con troppa facilità, trova il cross, ha chiuso bene poi la difesa del Vicenza. C'è stato l'intervento in copertura da parte di Ciaramitaro che era indietreggiato a dare una mano, adesso non riesce a uscire la squadra di Dal Canto. Qui c'è fallo di Lanner, non secondo l'arbitro che ha lasciato giocare. Rilancio di Cinelli, pallone ancora per il Verona però. Agostini avanza, spazio per il sinistro da fuori che termina largo con coraggio. Agostini si prende gli applausi del suo pubblico. È il primo tiro verso la porta, anche se non ha centrato lo specchio. Questo di Agostini arriva da fuori, non è facile trovare spazi, il Vicenza è chiuso bene. Adesso è pronto Bremek a riprendere il gioco. Seconda presenza per Agostini con la maglia del Verona, esordito a Reggio, giocando tutti i 90 minuti. È arrivato anche lui dal Toro, così come Sgrigna. Attenzione, possibilità. Martigno col sinistro allarga. Sgrigna mette dentro per Cacia che si divora il gol del vantaggio. Non protesta, non deve esserci stato contatto, ma che palla di Sgrigna per Cacia. Vicinissimo al gol il Verona. Dall'altra parte Malonga, bella partita. Ancora Malonga, prova a girarsi, cerca spazio il francese, arriva Bellazzini di vicino, eccolo servito.
Parte il cross di Bellazzini, di testa è andato a liberare Lanner, ancora Malungà. Bellazzini cerca Malungà, non lo trova, è bravo Jorginho a chiudere. 15 minuti di gioco, sempre 0-0, bel derby. Può salire Cacciatore, Rivas cerca spazio per mettere dentro, ancora Rivas, l'ex Bari sbaglia, non si trova, Cacciatore non era partito. E intanto la grande opportunità, Sgrigna mette dentro, Cacia no, nessuno lo tocca, la colpisce proprio male e non è da lui onestamente. Cacia, che tra l'altro è il capocannoniere di questo campionato, con una stagione da incorniciare, finora ha segnato 15 gol a soli 3 passi dal record personale di gol fissato a 18 nella Serie B 2005-2006 con la maglia del Piacenza. Anche il giocatore più decisivo di questo campionato, avendo finora portato, grazie ai suoi gol, 25 dei 47 punti del Verona. Stavolta però è stato decisivo al contrario, ma insomma può capitare anche a un grande attaccante come Cacia. Lanner, Maietta, ci prova Martigno, fa tutto da solo, viene chiuso alla fine. La rimessa laterale sarà comunque del Verona. Passeggia a bordo campo dal canto, lo avete visto. È un Vicenza che sta subendo parecchio in questo avvio, anche se insomma la vera occasione, l'unica vera occasione è capitata proprio poco fa a Cacia, e quella è stata davvero una grande chance divorata dall'attaccante del Verona. Per il resto un tiro da fuori di Agostini, poi per Bremek non ci sono stati grossi problemi. È vero che Vicenza non riesce a ripartire nel modo giusto, per ora nessun pensiero per la difesa del Verona. Ora calcio di punizione per gli uomini di Mandorlini. Sul pallone Jorginho, ma anche Martigno. Si occupa della barriera l'arbitro Merchiori. Adesso vedremo. Potrebbe andare Martigno, classe 88, 24 anni. Potrebbe colpire col sinistro, l'ex giocatore di Cesena e Catania in Serie A. 4 gol finora. Alla fine parte Jorginho che la mette dentro, pallone che sbuca, colpo di testa che termina largo. Maietta era andato più in alto di tutti il capitano, cercare l'angolo non lo ha trovato però. Forse alla fine è Cacciatore che colpisce, non Maietta, ricordando il mucchio in area di rigore, pallone che comunque è uscito. Jorginho, Sgrigna, può avanzare Sgrigna, 2 su di lui, il controllo, poi il suggerimento all'indietro per Martigno, ancora Sgrigna, cerca spazio, trova il cross, troppo sul portiere Bremek. Beh, non si può dire che non si sia inserito bene Alessandro Sgrigna. Salta a vuoto Bellazzini, controlla Agostini, poi Boginov, il fallo laterale, anche se l'ultimo tocco è stato di Agostini. Valeri Boginov che insomma ha lasciato il Verona un solo gol all'attivo nel girone d'andata, poco impiegato a dire la verità. 14 presenze, ma in tutto 456 minuti. È come se avesse giocato solo 5 partite intere. E tra l'altro, insomma, non avendo peli sulla lingua, in settimana ha espresso anche qualche
giudizio sulla gestione Mandorlini. Ha detto: a Verona non mi sono trovato, ma non certo per colpa dell'ambiente o dei compagni, mai però più con Mandorlini. Evidentemente insomma i rapporti con l'allenatore non erano granché. Ieri in conferenza stampa di vigilia Mandorlini ha preferito dribblare l'argomento senza rispondere. Rivas si libera, poi cede a Martigno, sale Agostini, pallone per lui, uno sguardo al centro, parte il cross, è lungo, sta arrivando Lanner però che viene anticipato. Semioli in copertura, servizio lì vicino, non preciso, e allora la rimessa sarà per il Verona. Già battuta da Cacciatore. Attenzione a Sgrigna, Sgrigna sul sinistro, il tiro di Sgrigna, Bremek in calcio d'angolo, stavolta si oppone il portiere del Vicenza, Nicolas Suarez Bremek. Ancora Sgrigna, finora il migliore nel Verona. Bell'esordio qui al Bentegodi, parte il cross proprio di Sgrigna dalla bandierina, colpo di testa a liberare della difesa del Vicenza. Ora Bellazzini prova a tenerla, non ci riesce però. Cacciatore, superato il 20° minuto, sempre 0-0. Intanto Rivas approfitta dello scivolone in mezzo al campo di Ciaramitaro, poi ha liberato in qualche modo Milanovic. Adesso Malonga riesce a tenere questa palla, ma via Malonga con coraggio, vuole sfidare l'avversario. Si tratta di Moras che riesce a chiudere. La rimessa per il Vicenza, si incarica della battuta di Matteo. Scambia in mezzo con Ciaramitaro, ancora Di Matteo tra due avversari agguerritissimi. C'è fallo, Di Matteo reagisce. Arriva il quarto uomo, subito l'arbitro Merchiori. Solo richiamo verbale, nessun provvedimento disciplinare, calcio di punizione. È partito Rivas, va via Di Matteo, al centro è pronto Cacia, il servizio per lui, colpo di testa, palla che arriva a Sgrigna, Bremek si oppone ancora. Comincia a essere pericoloso il Verona, metà del primo tempo, sempre 0-0, ma cresce la pressione della squadra di Mandorlini. Ha pareggiato il Sassuolo a Vercelli, pro Vercelli in 10, l'espulsione di Borghese su rigore Terranova, 1-1. Avanti Lascoli alla Spezia, gol ancora di Zaza. E vince il Lanciano, già 2-1 sul Cittadella. Vastola, pareggio di Minesso e gol di Volpe per il 2-1. Camisa scambia con Martinelli, ancora Camisa, cerca Milanovic. La pressione di Cacia costringe Milanovic a passare il pallone a Bremek. Controllo di Cinelli, subito attaccato, recupera il pallone il Verona. Jorginho, tocco largo dalle parti di Sgrigna, di fronte a Martinelli, suggerimento buono per Martigno che va fino in fondo, prova il cross, chiuso. Ancora però Sgrigna, tocco centrale, possibilità per il destro da fuori, ha provato Jorginho senza successo però. Inquadrato Andrea Mandorlini, beh, può essere soddisfatto a parte il risultato che è ancora di 0-0, però insomma la sua squadra sta giocando bene, sta anche creando ultimamente di più rispetto ai primi 10 minuti. E diciamo così meriterebbe il gol del vantaggio, anche se finora Bremek è stato bravo e la difesa del Vicenza è riuscita a resistere
Agostini, Maietta, Moras, Rivas, due avversari su di lui, ancora Rivas, suggerimento lì dietro dove trova Jorginho. Ancora Jorginho, lancio a cercare Cacia, buono stop, arriva Cacciatore, il servizio è per lui, parte il cross di Cacciatore, Rivas ha provato una semi rovesciata, l'ha colpita malissimo, dall'altra parte però Sgrigna la tiene viva, sbaglia il tocco, non trova Agostini, riparte il Vicenza, azzarda il dribbling qui Bellazzini, ha rischiato tantissimo, ancora Verona in possesso, Jorginho, non riesce proprio a ripartire il Vicenza. Ciaramitaro, bravo qui in mezzo al campo col tackle, poi Bojinov, fallo su di lui. Può respirare ora la squadra di Dal Canto, 20 minuti al termine del primo tempo, sempre 0-0. Può avanzare Camisa, Bojinov, prova a girarsi, lì vicino c'è il tocco per Bellazzini, ha cercato ancora una volta Cinelli, poi però ha recuperato il Verona, di nuovo però Cinelli, il lancio col destro, cerca Malonga, buono stop con il petto, sempre bravo nel controllo di palla questo ragazzo, lì vicino il suggerimento, fa girare Ciaramitaro, pallone a cercare Di Matteo ma ha capito tutto Rivas, buona la sua chiusura. Cacia, buono l'anticipo, Milanovic su di lui, Cacia lo sfida, va via Milanovic, Cacia ancora, può allungare, il cross dove non c'è nessuno, la copertura di Martinelli comoda per Bremek, ancora applausi però del pubblico dell'Hellas che dimostra di gradire l'atteggiamento della squadra. Ora Semioli, attaccato, prova a girarsi, una sorta di derby per lui, ex Chievo, tra l'altro oggi a Desenzano alle 14:30 è iniziato il derby primavera, quello tra Chievo e Verona, c'è un altro ex Chievo nel Vicenza che potrebbe entrare nel secondo tempo, mi riferisco a Simone Tiribocchi. Può salire adesso la squadra di Dal Canto, la rimessa laterale proprio per il Vicenza, si incarica della battuta Martinelli, si muove Bellazzini lì davanti a lui, eccolo servito, l'ex Cittadella tocca all'indietro, Camisa senza rischiare, pallone dalle parti di Bremek, è un Vicenza timoroso, frutto anche ovviamente degli ultimi risultati. Di testa è andato Jorginho, poi Sgrigna, ha liberato Camisa, ancora Sgrigna, prova a ripartire, è bravo qui il servizio a Jorginho che invece sbaglia il tocco in verticale. 33 le partite giocate a Verona tra queste due squadre, tra Verona e Vicenza, 17 le vittorie dell'Hellas, 11 pareggi, 5 volte il Vicenza ha vinto al Bentegodi, l'ultima nella Serie B 2005-2006 quando il Vicenza passò 2-1 su questo campo. Intanto c'è fallo su Agostini, eccolo l'intervento giudicato irregolare da parte di Bellazzini. Ancora a terra Agostini, speriamo non sia nulla di grave per lui. È necessario l'intervento dello staff sanitario, addirittura della Barella, chiama la Barella l'arbitro. Deve essere un brutto infortunio perché Maietta ha fatto segno alla panchina, anche Martigno, insomma le espressioni dei giocatori in campo non fanno ben sperare. In bocca al lupo ad Agostini, subito chiede il cambio,
il Verona. Peccato, tra l'altro stava giocando bene, uno dei nuovi arrivi di gennaio. Ho l'impressione purtroppo che non sia una cosa da poco. E intanto in questo momento è di nuovo in piedi Agostini, lo vedo a bordo campo, però ovviamente è meglio non rischiare perché credo che ci sia di mezzo il ginocchio sinistro. Sì, vedete, non poteva certo continuare. Intanto momentaneamente in 10 il Verona in attesa del cambio. Dovrebbe entrare Nielsen a proposito di nuovi con la maglia numero 16. Eccolo qui, Matilund Nielsen, danese, 24 anni, esordio con la maglia del Verona. È arrivato dal Pescara, 19 partite in questa Serie A finora senza gol. L'altro anno fu un titolare, 19 le presenze. Comunque insomma riuscì a essere d'aiuto alla splendida promozione del Pescara di Zeman, segnando anche 3 gol. E questo è l'esordio con la maglia del Verona per il centrocampista danese. Adesso vedremo dove andrà a posizionarsi, perché Nielsen non è esattamente un terzino sinistro. Credo Martigno largo a sinistra, sì, Martigno largo a sinistra, terzino ultra offensivo con Nielsen, Jorginho e Lanner in mezzo al campo. Primo cambio obbligato per Mandorlini dopo l'infortunio di Agostini. Ciaramitaro, il tocco all'indietro, Milanovic, superata intanto la mezz'ora, sempre 0-0. Questa comunque è una buona notizia per il Vicenza, che sicuramente ha rischiato durante questo primo tempo. Il fatto di essere ancora in parità sicuramente qualcosa di molto positivo. Malongà prova ad andare, in vantaggio Rafael. Crotone in vantaggio sul Grosseto, 1-0, gol di Eramo. Raddoppia l'Ascoli alla Spezia con Feksesin. Ascoli che vola ultimamente. Di Matteo, servito da Semioli. Cerca spazio Di Matteo, vince un rimpallo, poi però viene chiuso con un fallo. Calcio di punizione. Non sembra affatto d'accordo Mandorlini con la decisione dell'arbitro Merchiori, anche se qui la trattenuta di Cacciatore c'è e quindi giusto il calcio di punizione assegnato alla Vicenza. Andrea Mandorlini, che nella stagione 2002-2003 è stato allenatore del Vicenza per poi andare all'Atalanta. Era stato per parecchio tempo in vetta alla classifica. Dopo 22 giornate la squadra poi alla fine ha terminato la stagione all'8° posto. Calcio di punizione per il Vicenza, è pronto il numero 7 Bellazzini, occhio al movimento in area di rigore. Il fischio dell'arbitro Merchiori. Parte Bellazzini col sinistro, colpo di testa ad allontanare. Sgrigna, è partito, palla al piede. Attenzione al contropiede, un 3 contro 3, si propone Maietta addirittura, si fa vedere anche Jorginho. Sgrigna, eccolo il tocco per Maietta, sale Martigno, lascia partire il cross, Martigno supera tutti, anche Bremek. Deviazione in calcio d'angolo da parte di Semioli. (11 minuti al termine del primo tempo, sempre 0-0 al Bentegodi tra Verona e Vicenza. È pronto Sgrigna dalla bandierina. Eccolo il suo cross col destro, prova la deviazione Moras. Viene anticipato Sgrigna, non si accontenta del fallo laterale, pallone per Jorginho. Maietta. Martigno. Ecco Nielsen.
tra due il danese, non rischia, servendo ancora Maietta. Martigno, Nielsen, Rivas, ha scambiato le fasce Mandorlini, Rivas a sinistra, Sgrigna a destra, Rivas va via, mette dentro, Bremek riesce a bloccare. Rilancio lungo dell'ex portiere del Grosseto, pallone che supera la metà campo. Di testa Moras, con il petto c'era Mitaro, poi Cinelli, Di Matteo. Tocco morbido per Semioli, buono il controllo, buono il tocco per Božinov, che però non aggancia. Era stato bravo qui Semioli. Sgrigna. Lanner chiama in causa Maietta, sale a sinistra Martigno, Jorginho, Lanner sale a destra Cacciatore, lascia Sgrigna, Lanner chiama palla Nielsen, ancora Sgrigna, Maietta, Martigno, tocco di prima, ha capito tutto Martinelli, poi però la rimessa laterale per il Verona. Maietta, ancora da dietro dove c'è Moras, Cacciatore, Sgrigna, Martigno, prova a infilarsi il brasiliano, pallone agganciato da Sgrigna per un attimo, lo recupera poi l'ex giocatore del Toro, riesce ad allargare per Rivas, si muove dentro Cacia, Rivas cross basso, pallone allontanato, evita, no, non riesce ad evitare il corner il Vicenza con Camisa. Allora si ripartirà da calcio d'angolo in favore del Verona. Dalla bandierina sempre Sgrigna, batte sempre lui, corner sia da destra che da sinistra. Troppo movimento in area di rigore, secondo l'arbitro Merchiori, ha qualcosa da dire a Lanner. Anche a Maietta. E anche c'era Mitaro. Adesso si può procedere con la battuta di questo calcio d'angolo. Parte Sgrigna, il suo cross, Bremek con i pugni riesce a liberare. Maietta prova a tenerla, non ci riesce, Malonga ruba palla al Vicenza. Nielsen, buona copertura, il vicino Jorginho. 38 sul cronometro, sempre 0-0, adesso Jorginho. Cacciatore di prima per Rivas. Cacciatore, si è rimesso a destra Rivas, il lancio è per lui, il controllo di Rivas che si gira molto bene, attenzione, possibilità, Rivas, il suo scatto fino in fondo, Rivas la mette dentro, Sgrigna prova ad agganciare, ci riesce, non riesce a trovare spazio, prova il tacco, poi ha recuperato il Vicenza, Bellazzini, rilancio addirittura di Božinov, a cercare in profondità Martinelli, chiuso bene Jorginho. Esce bene Jorginho, gli applausi del pubblico del Verona, lancio a cercare Sgrigna, posizione regolare. Tiene in campo il pallone Sgrigna, la meglio però la difesa del Vicenza con l'intervento di un generosissimo Valeri Božinov. Si prende anche qualche fischio al suo ex pubblico. Modena 1, Reggina 0, ha segnato Ardemagni. 3-1 del Lanciano sul Cittadella. Di testa Moras su Malonga, i due si conoscono perché nella scorsa stagione erano insieme a Cesena.
Nielsen, il suo controllo, prova a girarsi, arriva Jorginho che lì vicino, può servire Martinho, scambio tutto brasiliano, prova ad avanzare l'ex giocatore del Catania, cerca il tocco dentro per Sgrigna, pallone deviato e allora Bremek non ha problemi. Il Novara in vantaggio sul campo della Juve Stabia, altro punteggio che cambia in Serie B, finora 0-0 solo tra Verona e Vicenza e Padova e Brescia. Pensate che il Verona non perde in casa dall'ottobre del 2011, quando vinse su questo campo il Toro per 3-1. Da quel momento 22 vittorie e 6 pareggi per la squadra di Mandorlini, che pensate soltanto in una delle ultime 44 esibizioni casalinghe in gare ufficiali non ha segnato. Maietta, lancio in profondità, cercare Cacia, di testa ha coperto bene Camisa, poi raccoglie, in mezzo al campo c'era Mitaro che serve Malonga. Cacciatore, Rivas, trova il varco, buono il servizio per Laner, Cacciatore, Maietta, 4 minuti alla fine del primo tempo. Jorginho recupera l'ennesimo pallone, Laner, c'è largo Cacciatore, Rivas, subito 2 su di lui, Rivas cerca Cacciatore, chiude bene Di Matteo. Semioli non riesce ad arrivare su questo pallone, allora Jorginho può chiudere servendo il suo capitano Maietta. Nielsen subito pressato, forse un fallo sul dannese che non ci sta, calcio di punizione in favore del Verona. Jorginho, largo per Martinho, ora Maietta, Sgrigna, ancora Sgrigna, tiene palla, poi serve Martinho, buono lo scambio tra i due, Sgrigna trova il tocco basso, l'ha colpita male forse Alessandro Sgrigna. Maietta, Martinho, Jorginho, Nielsen, largo per Sgrigna, c'è spazio, trova il cross, chiude bene ancora una volta la difesa che ben si sta comportando, coppia centrale soprattutto Camisa Milanovic. Jorginho, anzi Martinho che serve Nielsen, chiama palla a Laner, Nielsen preferisce aprire dalla parte di Rivas, buona la parabola, Rivas può puntare l'avversario, Rivas le sue finte, arriva Cacciatore a dare una mano, parte il cross, pallone dentro, rimpallo, sta arrivando Nielsen, si salva ancora Cinelli con un rimpallo, sarà calcio d'angolo. La spinta finale in questo primo tempo per il Verona, ancora dalla bandierina Sgrigna. Prova a smarcarsi in area di rigore Moras, arriva dalla difesa anche Cacciatore, eccolo il cross di Sgrigna, Bremek senza problemi. Avanti il Sassuolo che ha ribaltato il risultato a Vercelli, quindi Pro Vercelli 1, Sassuolo 2, gol di Troianiello. Boginov, buon intervento su di lui, non secondo l'arbitro, c'è fallo di Maietta. Mandorlini ha protestato per questo fallo assegnato a Boginov. Boginov ha guardato la panchina del Verona, continua a guardare Mandorlini senza dire nulla però. Ciaramitaro lascia questa battuta a Bellazzini, sale Milanovic,
cercare di sfruttare i centimetri in area di rigore. Il fischio dell'arbitro Merchiori. Parte Bellazzini col sinistro, pallone che filtra, attenzione, Rafael. Era andato proprio Milanovic, minaccioso. È stato bravo il portiere del Verona. 2 minuti di recupero, dice il quarto uomo. Cominciati ora. Rivas prova a tenerla, subisce fallo da Di Matteo. Jorginho. Martinho. Ancora Jorginho. Martinho. Sgrigna. Molto positivo il suo primo tempo. Ancora Sgrigna con l'esterno, prova a metterla dentro. Camisa riesce a liberare. Poi Bellazzini. Martinelli spazza via. Boginov riesce a controllare, prova ad andare via. Viene chiuso però. Jorginho, l'apertura sempre precisa per Rivas. Ancora prova l'1 contro 1 su Di Matteo. Rivas la mette dentro. Viene chiuso. Finora a Cacia è arrivato un solo pallone, ma lo ricorderete, piuttosto invitante. Quella sponda di Sgrigna e Cacia incredibilmente non è riuscito a colpire. Era solo davanti a Bremek. Rivas. Semioli. Di testa è andato Moras, poi Semioli che prova a partire. Malonga, Boginov. Ha chiuso bene Jorginho. Che bravo Jorginho, ma non è una novità in fase di impostazione ma anche in fase di copertura. Sta crescendo tantissimo questo ragazzo. Rivas prova ad entrare in area di rigore, ci riesce col sinistro, la mette dentro. Di testa ha chiuso Cinelli. Sgrigna fino all'ultimo il Verona in questo primo tempo, che di certo ai punti avrebbe meritato il vantaggio. Jorginho, tocco morbido. Nielsen prova a catturare questo pallone, non c'è più tempo per Merchiori. È 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Il derby veneto tra Verona e Vicenza. Superspot e poi di nuovo qui. Stanno rientrando in campo le due squadre. Ricordo che il Verona ha già operato una sostituzione, avrebbe fatto volentieri a meno Mandorlini perché Agostini, che era all'esordio al Bentegodi, uno degli arrivi di gennaio dal Torino, aveva esordito a Reggio Calabria nell'ultima partita giocando 90 minuti, si è fatto male nel primo tempo, forse un problema al ginocchio e ovviamente rimbocca al lupo a lui. È entrato al suo posto Nielsen, esordio assoluto con la maglia del Verona, un altro dei nuovi arrivato da Pescara. Nielsen si è posizionato nel suo ruolo, ovvero quello di centrocampista, con Martinho, il brasiliano, che è andato a fare il terzino sinistro, un terzino sinistro ovviamente molto offensivo. Non ci sono cambi in questo avvio di secondo tempo, quindi squadre confermate, quelle che hanno iniziato, anzi quelle che hanno finito il primo tempo. E si comincia ora con il fischio di Merchiori. Vicenza sempre 4-4-2 con Bremek in porta, Martinelli, Camisa, Milanovic e Di Matteo in difesa. A centrocampo Bellazzini a destra, Cinelli e Ceramitaro al centro, Semioli a sinistra e davanti la coppia formata da Malonga e da Boginov. Dall'altra parte nel Verona Rafael con Cacciatore a destra, Maietta, Moras centrali, a sinistra Martinho, a centrocampo Nielsen sul centro-sinistra, Jorginho centrale e Lanner sul centro-destra. Attacco confermato con Rivas, Cacia e Sgrigna, che molto bene ha esordito nel primo tempo con la sua nuova maglia, quella del Verona. Proprio Sgrigna ci prova col destro a giro. Bremek non si fa sorprendere, sarà calcio d'angolo. Provato il tiro in porta a sorpresa Sgrigna. Un minuto sul cronometro, sempre Sgrigna dalla bandierina, finora i corner li ha cacciati sempre lui, da destra e a sinistra, destra e da sinistra. Martinho, Jorginho, lo spiovente a cercare Maietta, contatto. Per l'arbitro è tutto regolare, anzi forse un fallo di Maietta che ha spinto, calcio di punizione in favore del Vicenza.
Rilancio lungo da parte di Bremek. Lotta Lanner, poi Jorginho, ottima difesa del pallone come sempre. Lanner in profondità, cercare Cacia, chiude bene Milanovic, riparte l'azione del Vicenza, tocco largo per Martinelli che la tiene in campo. Bojinov, lì vicino il tocco per l'arrivo di Cinelli, si muove Semioli, Cinelli preferisce aspettare, allarga dall'altra parte dove trova Bellazzini, cerca spazio per il cross, Bellazzini, due su di lui, tocca per ultimo proprio Bellazzini, il guardaline infatti assegna la rimessa al Verona. Lanner, rilancio di Rafael, fuori misura però la rimessa laterale sarà in favore del Vicenza. Bojinov prova il numero, viene chiuso però. Rivas cerca l'apertura, buona chiusura invece di Martinelli, non la tiene Bellazzini, la rimessa per il Verona. Indicazioni di Alessandro Dal Canto che dopo la prima esperienza in panchina con il Padova è tornato, se vogliamo, a casa, visto che insomma Dal Canto ha giocato per tanti anni con la maglia del Vicenza. Dal Canto che il primo anno sulla panchina del Padova, quando entrò in corsa, ha rischiato anche la promozione in Serie A. Era il Padova di Stefano El Shaarawy, tanto per capirci, battuto soltanto ai playoff dal Novara. Cacciatore libera direttamente il fallo laterale però. Adesso con un po' più di personalità in questo avvio di ripresa il Vicenza, che nel primo tempo se n'è stato lì sempre dietro, difficilmente è riuscito a ripartire. Adesso sembra aver alzato un po' la testa e Dal Canto credo che si sia fatto sentire nell'intervallo. Milanovic, Di Matteo, Semioli di prima ma non trova il compagno, c'è sempre Jorginho che fa ripartire Nielsen, non arriva però, recupera Nielsen, Cacia viene fermato da Milanovic, qui c'è un fallo in mezzo al campo, se ne accorge l'arbitro che finora non aveva ammonito mai nessuno. Il giallo arriva per Lanner, è il primo ammonito della partita. Eccolo qui l'intervento di Lanner, partita finora molto corretta. Lanner peraltro era diffidato e quindi salterà la prossima gara del Verona. Verona che giocherà domenica prossima alle 12:30 sul campo del Novara, un Novara rivitalizzato dalla cura Aglietti, che sta vincendo al termine del primo tempo sul campo della Juve Stabia. Lancio di Camisa per Bojinov, chiude Nielsen. Milanovic in verticale, pallone raccolto da Semioli, ancora Milanovic, Nielsen, prova a portare avanti palla Sgrigna ma non ci riesce. Milanovic, Bellazzini, se la cava bene, serve Martinelli. Malungà con il petto, Bojinov è partito, palla al piede, attenzione Malungà cerca spazio, non trova l'assist dentro per Bojinov, serve Bellazzini, parte il cross, Bojinov l'aggancia, attenzione Bojinov prova a girarla, la colpisce male, si prende anche i fischi del suo vecchio pubblico.
sembra stare bene, però Valeri Božinov ovviamente voglia di fare soprattutto in questa partita. 2-0 del Novara a Castellammare, ha raddoppiato Gonzalez su calcio di rigore. 3-0 dell'Ascoli sul campo dello Spezia, gol di Fossati. Nielsen può avanzare, palla al piede, pronto al centro Sgrigna, attenzione a Nielsen, largo per Martigno, eccolo il cross col sinistro, di testa Milanovic più in alto di tutti. Rivas prova a rimetterla, Bremek dà un pugno al pallone nel vero senso della parola e chiama in causa Bellazzini. Jorginho, Martigno, Nielsen, Lanner, Jorginho, ancora Nielsen, Martigno cerca spazio, eccolo il cross col sinistro, Sgrigna a saltare, non la tocca. Bellazzini, Božinov, si gira Valeri Božinov, è partito Valeri Božinov, Malongà, posizione regolare, forse lungo il lancio di Božinov, Malongà si impegna, la tiene viva, attenzione, Malongà, al centro è pronto Božinov, Malongà, dribbling, cerca spazio per mettere dentro questo cross, poi si perde il francese, deve servire Bellazzini. Bellazzini, punta Sgrigna, ancora Bellazzini, trova lo spazio per il cross, pallone dentro, anticipato dall'altra parte Semioli. Cacia, fallo su di lui, calcio di punizione. Vorrebbero il cartellino giallo i tifosi del Verona, già battuto la punizione il Verona e riparte con Nielsen. Sgrigna, avanza Sgrigna, tocca lì vicino per Nielsen, gli riesce il dribbling, carica il destro, deviato, e la parata di Bremek. Più combattuto questo secondo tempo perché anche il Vicenza non rinuncia a presentarsi dalle parti di Rafael. La pressione di Božinov, fallosa su Martigno. Jorginho chiama in causa Moras, si muove Cacia, ancora Moras, allunga palla al piede, poi cerca Cacia, pallone che arriva a destinazione, scivola Cacia, vuole ripartire Ceramitaro, non ci riesce, da terra però Ceramitaro, ancora la pressione del Verona, alla fine libera Milanovic. Cinelli, Jorginho apre sulla sinistra per Martigno, si fa sentire il pubblico dell'Hellas, pallone che arriva a destinazione, Sgrigna col destro, a metà tra un tiro e un cross, la colpisce proprio male stavolta l'ex giocatore del Toro. E sentirete anche da casa i cori del pubblico del Verona. Lancio lungo di Bremek, Maietta, Martigno, Sgrigna, Nielsen viene fermato dall'intervento di Ceramitaro che parte palla al piede, non c'è fallo su di lui. Lanner protesta dal canto della panchina, Lanner ha allargato per Cacciatore, ora Rivas prova a cercare spazio, Rivas va fino in fondo, Rivas buona la finta, di vicino Cacciatore, preferisce il cross, Cacia, Bremek, non era facile per Cacia che è indietreggiato, poi ha cercato di dare il colpo giusto di testa ma era un po' distante dalla porta, ha fatto il massimo secondo me. Bremek attento, il rilancio del portiere del Vicenza, Maietta in fallo laterale.
accorcia lo Spezia contro l'Ascoli con un gol di Antenucci. Spezia 1, Ascoli 3. Accorcia anche la Juve Stabia con il Novara, gol di Caserta, Juve Stabia 1, Novara 2. Tanto a bordo campo praticamente in mutande Božinov, che ha tolto credo gli scaldamuscoli ed è rimasto con i pantaloncini. Adesso rientra in campo il bulgaro, recupera però Ciaramitaro. Milanovic, si avvicina il quarto d'ora della ripresa, è sempre 0-0 al Bentegodi. Milanovic, lancio con il destro, di testa Jorginho che favorisce poi l'intervento di Cacciatore, chiama in causa Rafael. Jorginho, troppo lungo il tocco per Rivas. Rimessa per il Vicenza, adesso subentra anche un po' di stanchezza nel Verona, che nel primo tempo ha spinto tanto, mentre sembra più fresca la squadra di Dal Canto. Lancio di Milanovic, Božinov, buona la giocata di prima per Malonga, scatto di Semioli, è in vantaggio però Cacciatore. E intanto è pronto il tir, Tiribocchi sta per entrare per il Vicenza. Vuole provare a dare più peso offensivo Dal Canto, adesso vedremo chi uscirà. Esce Božinov. Onestamente è un cambio che un po' mi sorprende, perché Valeri Božinov stava giocando piuttosto bene, pochi palloni per lui, però quelli che ha toccato lo ha fatto sempre, cioè li ha trattati sempre con grande saggezza, sembrava anche abbastanza fresco. Comunque accetta la sostituzione, entra Tiribocchi a far compagnia a Malonga. Tre gol con la maglia della Pro Vercelli nel girone d'andata per Tiribocchi, poi la chiamata del Vicenza, si può dire finalmente, perché insomma è stato corteggiato nel corso degli anni da questa piazza, dal Vicenza in più di un'occasione, il tir, e alla fine il matrimonio c'è stato. 84 gol in Serie B in carriera per Tiribocchi. Una sfida a distanza adesso tra due centravanti che insomma nel corso della carriera, soprattutto in Serie B, hanno fatto grandi cose. Simone Tiribocchi da una parte e Cacia dall'altra. Sarà calcio da Camisa. Cambio anche nel Verona. 23. Con la maglia numero 23 al posto di Rivas entra Cocco nel Verona, ex giocatore dell'Albino Leffe, e quindi due cambi nel giro di poco, con Tiribocchi nel Vicenza, Cocco nel Verona. Pallone dentro, grande Mocchio, nessuno tocca, ma dall'altra parte ancora il Verona, occhio al cross, pallone dentro, colpo di testa proprio di Cocco che non trova la porta. Brivido per la difesa del Vicenza, con Cocco in campo, ancora più peso all'attacco del Verona. Partita che non si sblocca, abbiamo superato il quarto d'ora di questa ripresa.
Jorginho, Martinho, Nielsen cerca spazio per metterla dentro, eccolo il cross a cercare Kacia, Bremek è sicuramente un fattore importante di questa partita. Bremek giocato veramente bene finora, ha dato sicurezza al reparto, interventi non prodigiosi ma insomma comunque da portiere vero, che può essere un punto importante per questa seconda parte di stagione nel Vicenza. Porta a spasso il pallone Nielsen, cerca e trova Sgrigna, arriva il tocco per Jorginho, carica il destro, Bremek anche con l'aiuto del palo, bravo e fortunato il portiere del Vicenza, qui vola per respingere il tiro di Jorginho e poi il palo dice di no. Che occasione, Jorginho peraltro aveva calciato benissimo di prima intenzione, palla che arriva, lui riesce a tenerla nel migliore dei modi. Avete visto come la calcia bene angolando, è stato bravo Bremek. Dall'altra parte il Vicenza ci prova con questo cross, nessun problema sul tentativo di Ciaramitaro per il portiere Rafael. Rimessa laterale per la squadra di Mandorlini, sta arrivando il 20° minuto di gioco, 0-0. Martinho, Maietta, accorcia il Cittadella Lanciano, Virtus Lanciano 3 Cittadella 2 grazie a un autogol di Almici. Nielsen per vie centrali, trova Sgrigna, sale a destra Cacciatore, tocco verticale invece per Cocco, il nuovo entrato che sbaglia ad allargare questo pallone. Cacciatore è rimasto fermo. Rilancio di Bremek che se la prende comoda, si prende anche qualche fischio da parte del pubblico veronese. Martinelli dopo l'uscita di Bojinov si è preso la fascia, non tiene il pallone Bellazzini, è pronto un altro cambio per Dal Canto perché vedo già pronto a bordo campo numero 21 Castiglia. Intanto un corpo a corpo tra Bellazzini e Nielsen, e qui Bellazzini secondo me meritava il giallo, l'arbitro invece ha lasciato giocare, o meglio ha concesso il calcio di punizione senza però ammonire il giocatore del Vicenza. Esce Malonga dentro Castiglia e adesso infoltisce il centrocampo Dal Canto con Castiglia che va in mezzo, 4-5-1, il solo Tiribocchi davanti. In fase di spinta però può diventare un 4-3-3 con Bellazzini largo a destra e Semioli ovviamente largo a sinistra. Jorginho lancia col destro cercando Kacia, palla che però arriva direttamente dalle parti di Bremek. Eccolo Castiglia, Semioli cerca spazio per il cross, c'è Cacciatore su di lui, Semioli prova a puntarlo, costretto a rientrare, è buono il tocco all'indietro per Di Matteo, ancora Semioli, fallo su di lui, calcio di punizione. Ok, i saltatori del Vicenza, arriva dalla difesa Milanovic, bravo sul gioco aereo, sfruttare i suoi centimetri, arriva Castiglia, c'è anche il Tiribocchi ovviamente, Martinelli, anche Semioli, occhio a questo cross, pallone dentro di testa, Maietta in calcio d'angolo.
movimento in area di rigore, occhio al cross, è bravo Rafael. Il primo corner di questa partita del Vicenza, calciato al 22esimo della ripresa, questo anche per far capire insomma la supremazia del Verona durante il primo tempo. Sgrigna, interviene l'arbitro, infatti si ripartirà con un fallo laterale per il Verona. Maietta, Martigno, Jorginho ha colpito un palo qualche minuto fa dopo il volo di Bremek, che è riuscito a deviare il pallone. Cacciatore, Sgrigna prova a girarsi, non ci riesce, perde palla, poi commette fallo tirando la maglia all'avversario e in arrivo il giallo per lui. E qui a termini di regolamento ha ragione l'arbitro, che però a mio avviso doveva ammonire in precedenza Bellazzini nel Vicenza proprio per questo discorso. Non era diffidato Sgrigna e a differenza di Lanner non salterà la trasferta di Novara. E qui la trattenuta c'è tutta. Fa passare qualche secondo prezioso il Vicenza prima della battuta di questo calcio di punizione di Matteo sul petto di Jorginho, che fa subito ripartire i suoi. Ancora rimessa laterale. Sharamitaro a cercare Tiribocchi, contatto regolare con Moras. Maietta, la pressione di Tiribocchi. Martigno, Moras, Jorginho, buono il tocco per Lanner, zona tiro, preferisce allargare, pallone che arriva a Cocco, da dietro però l'ottimo lavoro di Semioli che evita anche il corner. Jorginho, Cacciatore, ancora Jorginho, Cocco prova a girarsi e non è facile trovare spazi per il Verona, il Vicenza è tutto chiuso. Martigno, c'è largo Nielsen, Martigno prova col sinistro, ribatte Tiribocchi. Jorginho col destro, che piede che ha questo ragazzo. Nielsen viene chiuso, si guadagna comunque un calcio d'angolo. 25 minuti sul cronometro, continua a spingere il Verona anche se è meno efficace rispetto al primo tempo. 0-0. Parte Sgrigna dalla bandierina, stavolta ha colpito male. Jorginho, Sgrigna, due su di lui, buono il tocco dentro, pallone interessante, attenzione, c'è Moras che carica il destro. Non è esattamente la sua specialità, da difensore centrale ha provato una conclusione di destro a giro, cercando l'incrocio più lontano, pallone che è terminato alto. Pronto Bremek. 3-1 del Novara sul campo della Juve Stabia, ancora Gonzales. A terra Tiribocchi, non c'è fallo, protesta il tir. Nielsen. Jorginho, Nielsen, ancora Jorginho, trova Sgrigna, limite dell'area. Jorginho può allargare dalle parti di Cacciatore, Cacciatore mette giù, prova il pallonetto dentro, cercare Nielsen, confusione, ci prova Cocco, ancora Jorginho, sempre lucido. Sgrigna, zona tiro, tutto chiuso il Vicenza, riesce a ripartire un muro, quello della squadra di Dal Canto, che adesso prova con questo rilancio. Tiribocchi recupera il pallone sul tacco inopportuno di Maietta, che poi però è bravo a recuperare. Si prende gli applausi. Maietta, lancio lungo, Sgrigna, posizione di fuori gioco.
Protesta il pubblico dell'Hellas. Questo è il lancio. Era qui difficile capire, l'impressione che sia al di là però, che sia leggermente al di là Sgrigna. Pronto al rilancio, anzi alla battuta del calcio di punizione il Vicenza. Camisa apre dove c'è Di Matteo. Semioli. Di Matteo. Lancio di Milanovic. Jorginho. Milanovic di testa sovrasta Cacia e per questo viene punito con un calcio di punizione. Dilaga il Novara a Castellammare, 4-1, autogol di Figliomeni. E non sarà facile per il Verona, domenica prossima Novara-Verona, partitissima alle 12:30, occupando uno spazio che solitamente è della Serie A. Intervento di Lanner, calcio di punizione. Camisa apre per Di Matteo, destro in profondità a cercare Tiribocchi, buona difesa del pallone, si guadagna stavolta il calcio di punizione. Si avvicina la mezz'ora, è sempre 0-0 al Bentegodi tra Verona e Vicenza. Fallonetto quello di Moras ai danni di Tiribocchi. Occhio alla battuta di questo calcio di punizione, ma soprattutto ai saltatori del Vicenza. Due uomini in barriera per Rafael. Si occupa della distanza l'arbitro Merchiori. Arriva ora il fischio. Il sinistro di Bellazzini, pallone dentro. Occhio alla deviazione, il destro sul palo. Semioli, rete! Franco Semioli porta in vantaggio il Vicenza alla mezz'ora, 1-0. Nulla può Rafael, all'incrocio dei pali colpisce Semioli. Un gol che gela il Bentegodi, quasi non ci crede Mandorlini. L'ex Chievo Semioli segna il suo primo gol in questa stagione. Un gol di straordinaria importanza per il Vicenza, fanno festa i tifosi. Prima il palo colpito da Martinelli, poi tutta la forza di Semioli che scarica all'incrocio, 1-0 per il Vicenza. E ora ci sono 15 minuti per il Verona per evitare la sconfitta casalinga, non succede dall'ottobre del 2011. Martigno. Nielsen cerca di nuovo Martigno, ma libera la difesa del Vicenza. Ed è proprio nel momento della difficoltà che non manca l'incoraggiamento della curva del Verona. Sgrigna prova a cercare spazio, Sgrigna, tocco fuori per Jorginho, stavolta colpito male. Scivola Bremek sul rilancio, Bellazzini comunque la tiene in campo. La pressione del Verona, Jorginho recupera palla dal leader nonostante la giovane età, prova a liberarsi, subisce fallo, calcio di punizione.
Primo gol in questo campionato di Serie B per Franco Semioli. Semioli che è tornato a giocare in B nella scorsa stagione con la maglia della Sampdoria, 18 presenze senza gol, segna il primo gol con la maglia del Vicenza alla presenza numero 17 alla faccia della scaramanzia, e per tornare all'ultimo gol in Serie B dei 3 in totale segnati in carriera da Semioli bisogna andare davvero tanto indietro nel tempo, perché poi ha sempre giocato in Serie B, in Serie A scusate. L'ultimo gol lo segnò in un Vicenza-Lecce con la maglia del Vicenza, per lui è stato un ritorno quello di quest'estate, pensate, 17 maggio 2003, quasi 10 anni dopo. Occhio al cross nel mucchio, Bremek poi sgrigna da fuori, non trova la porta. Carrozza per il Verona, l'ultimo cambio per Mandorlini, fuori Lanner, super offensivo adesso il Verona, è un 4-2-4 praticamente, perché a centrocampo Jorginho e Nielsen e davanti Cocco, Cacia, Sgrigna, che se rimane fedele al suo modulo, perché Carrozza va a fare l'interno di centrocampo da quello che vedo. Quindi Carrozza centrodestra, Jorginho centrosinistra, Nielsen centrosinistra, centrale Jorginho. Cacia di prepotenza, va via! È lui a commettere fallo, protesta il pubblico del Verona, protesta Mandorlini. Avete visto l'impatto, si rialza Cacia, ha perso anche la scarpa, calcio di punizione per il Vicenza, 11 minuti alla prima vittoria in trasferta del Vicenza in questo campionato. Ovviamente avrebbe un'importanza straordinaria per il morale, per la classifica che dice Vicenza terzultimo, anche perché arriva in un derby, è l'ultima vittoria, quella della stagione 2005-2006 per 2-1. Sarebbe la prima sconfitta casalinga per il Verona, che lo ripeto non perde qui al Bentegodi dall'ottobre 2011. Parte il cross di Martigno, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, la sponda di Cocco, sta arrivando Nielsen, spazza via Di Matteo, che finale, Semioli, pallone raccolto da Cacciatore. Ci prova ancora il Verona, Carrozza, nuovo entrato, pallone comodo tra le braccia di Bremek, sicuramente un voto alto in pagella oggi. Lancio in profondità, pallone che supera la metà campo, Tiribocchi fermato, maglietta di testa. Nielsen commette fallo su Martinelli, calcio di punizione. Cinelli largo per il controllo di Bellazzini, che prova a cercare spazio, ancora Bellazzini, la rimessa è per il Vicenza, 10 minuti al termine più recupero, sempre 1-0, ha sbloccato il risultato Franco Semioli in questo derby al minuto numero 75. Attenzione, Tiribocchi prova a liberare il destro, la mette giù Raffaella. Rilancio lungo del portiere del Verona, pallone che arriva a Sgrigna, che di prima lancia in profondità, lo scatto di Carrozza, può tenerla in campo, ci riesce l'ex giocatore del Varese. Attenzione a Carrozza, azzarda il dribbling ma chiude bene Martinelli. Rimessa laterale per il Verona, finale tutto da vivere. Jorginho, Martigno, Carrozza, lascia partire il cross, tutti a saltare, di testa va Milanovic. Sgrigna, perfetto l'aggancio, poi fuori per Jorginho che calcia male, anche se l'arbitro ha visto un contatto, calcio di punizione, giallo. Punizione per il Verona da posizione invitante, ammonito Ciaramitaro.
non era diffidato Ceramitaro. Eccolo qui Jorginho che va a calciare. E qui, anche se in ritardo, anche se il pallone è già calciato, ha giudicato pericoloso l'intervento di Ceramitaro l'arbitro. Ora si riparte da calcio di punizione davvero molto interessante per il Verona. Sgrigna sul pallone. C'è anche Carrozza. Problemi per Maietta, che ha subito un colpo, perde sangue dal naso credo. Adesso momentaneamente a bordo campo il capitano del Verona. Vuole andare Sgrigna, c'è solo lui sul pallone. Rincorsa corta. Dispone la barriera Bremek. Questa è una grande opportunità per il Verona, conoscendo le qualità di Sgrigna. Parte Sgrigna sulla barriera. Sarà calcio d'angolo. Fino alla fine ovviamente prova il Verona a rimettere in piedi questo derby, che obiettivamente non merita di perdere per quello che ha creato soprattutto nel primo tempo, però il calcio è anche questo. Sgrigna va dalla bandierina, eccolo il suo cross, colpo di testa da allontanare di Milanovic. Ancora Sgrigna, ancora un cross dentro, colpo di testa, girata da parte di Cacciatore, che però non trova nessuno pronto. Maietta resiste alla carica. Jorginho, anzi Martinho, ancora per Maietta, tutto il Verona a spingere. Cerca spazio per il cross, lo trova Maietta, pallone interessante, colpo di testa di Carrozza, che però più di così non poteva fare. Era molto alta questa traiettoria, ha provato Carrozza. Rilancio di Bremek. Jorginho, sempre precisa la sua apertura, palla che arriva dalle parti di Carrozza, azzarda il dribbling, prova il destro ma la colpisce male. Tanta volontà da parte di Carrozza, poca precisione dal suo ingresso in campo. 5 minuti ancora per il Verona, più recupero ovviamente, ancora tanto tempo. Bremek non ce la fa a rinviare, allora affida il compito a Milanovic. Pronto un altro cambio per Dal Canto. In questo finale sta per entrare con il numero 8 Mustacchio nel Vicenza, per sfruttare ovviamente il contropiede. Uscirà Bellazzini. La forza fresca lì davanti, perché è molto stanco Bellazzini effettivamente. Tiribocchi riesce a girare questo pallone, poi ribattuto. Verona che vuole ripartire, ci riesce. Ceramitaro, Semioli di prima, gira per Tiribocchi, fuori gioco però. Nielsen, Jorginho, ancora Jorginho, Nielsen prova il destro da fuori, ha cercato la deviazione Sgrigna, non ci è arrivato però. 42 minuti di gioco. Sempre 1-0 per il Vicenza, che potrebbe così anche vendicare la sconfitta dell'andata al Romeo Menti per 3-2. Una partita molto diversa quella di oggi rispetto a quella di un girone fa. Questo è il tentativo da fuori di Nielsen. Lotta Sgrigna.
spazza via Di Matteo, di testa Maietta, Castiglia, Semioli, Ciaramitaro direttamente all'indietro, il lancio da parte di Camisa, Tiribocchi, posizione regolare, è partito il tir, prova Tiribocchi, ma è molto bravo Maietta a fermarlo, poi scivola Maietta, Tiribocchi torna sul pallone e difende questo fallo laterale. Semioli si occupa della rimessa, Ciaramitaro, Milanovic anticipato da Cocco, Sgrigna recupera Ciaramitaro, attenzione a questa possibilità, prova da fuori Cinelli, il suo destro non è preciso, pallone che termina largo, si riparte da Raffaella, 2 minuti al 90° più recupero. Carrozza, la caccia del pallone, fallo del numero 17 del Verona. Con Merchiori arbitro, il Verona non ha mai perso, per ora invece sotto di un gol nel derby col Vicenza. Il Vicenza invece con questo direttore di gara aveva vinto una sola volta la prima direzione contro la Triestina allo stadio Menti nella stagione 2010-2011. Lancio lungo da parte di Moras a cercare la testa, attenzione Nielsen, si infila Nielsen, deve chiudere in qualche modo il Vicenza, ci riesce con Di Matteo che spazza in fallo laterale. Ancora Verona, Jorginho prova il tocco morbido, bella l'apertura per Sgrigna che mette dentro, Cacia, Bremek, bravissimo qui Bremek perché il destro era potente da parte di Sgrigna, era un cross forte, lui è andato giù subito a bloccare. Dovesse vincere questa partita il Vicenza, insomma il voto più alto a mio avviso è comunque per il portiere Bremek, che è stato veramente fondamentale finora. 3 minuti di recupero, Martigno sbaglia il tocco, adesso stanco anche il Verona, pallone che però recuperato nuovamente da Maietta. Nielsen, lancio lungo a cercare la testa di Cocco, Bremek con i pugni, sempre sicuro, riparte l'azione di Mustacchio, nuova entrata, attenzione, è un 3 contro 3, Mustacchio si allunga troppo il pallone, non è la scelta giusta, lo recupera però per un attimo il Vicenza, poi c'è un fallo che merita il cartellino. Castiglia viene ammonito, ecco un intervento in ritardo, Maietta lo aveva assolutamente anticipato, eccolo qui. E anche qui ha ragione l'arbitro che ben ha diretto, secondo me era diffidato Castiglia, non potrà giocare la prossima sfida, quella che vedrà il Vicenza protagonista a Brescia. Lancio lungo, colpo di testa di Milanovic, c'è un fallo in attacco, calcio di punizione per il Vicenza, se n'è andato il primo dei 3 minuti di recupero concessi da Merchiori. Bremek deve accelerare i tempi, adesso anche Merchiori cerca di velocizzare le operazioni facendolo notare al portiere del Vicenza. Lancio lungo da parte di Milanovic, l'aggancio di Simioli, l'uomo che decide questo derby, difende bene il pallone Semioli, poi lo tocca Ciaramitaro che apre per Mustacchio. La tiene lì Mustacchio facendo passare secondi preziosi, raddoppio di marcatura. Mustacchio da terra, sarà rimessa dal fondo per Raffaella.
Maglietta, ancora un minuto per il Verona, 50 secondi, Cocco cerca il tocco dentro per Cacia che viene anticipato da Milanovic. Ancora un lancio lungo, Jorginho, forse l'ultima apertura, precisa per Carrozza, lascia partire il cross, deviato, Bremek, sempre attento. Intanto incredibile alla Spezia, l'Ascoli era avanti 3-0 e adesso sotto 4-3, incredibile anche al Bentegodi perché il Vicenza vince il derby, batte il Verona 1-0, decide Franco Semioli, è la prima vittoria per Dal Canto allenatore, il Vicenza vince al Bentegodi, non succedeva dalla stagione 2005-2006, crolla l'imbattibilità casalinga del Verona che non perdeva in questo stadio dall'ottobre del 2011, quel giorno passò il Toro. Vince il Vicenza 1-0, super spot e poi di nuovo qui. Gli abbracci dei giocatori del Vicenza, una vittoria importantissima che dà morale. Il Vicenza ha sofferto tanto nel primo tempo, il Verona avrebbe meritato di essere in vantaggio, aveva creato davvero molto. Sfortunata la squadra di Mandorlini, nella ripresa un Vicenza con più personalità, ha cercato anche di fare male lì davanti e alla fine ci è riuscito. Sicuramente una vittoria non strameritata, però era quello che ci voleva per Dal Canto. Questo è il verdetto del Bentegodi, si ferma il Verona in casa e ripeto non succedeva dall'ottobre del 2011, davvero incredibile. Grazie, è tutto, il saluto da Riccardo Gentile.